Ecco la situazione meteorologica. Correnti secche settentrionali stanno assicurando tempo stabile su tutta la Liguria, ma l'arrivo di una perturbazione determinerà un peggioramento domenica e nei giorni successivi. Nel pomeriggio sera intensificazione delle velature o nubi alte sulla Liguria, ma in un contesto di tempo stabile. Attenzione ai venti ancora attesi da nord su Genovese occidentale e Savonese, progressiva attenuazione nel corso del pomeriggio fino a deboli in serata. Mare stirato sotto costa mosso al largo, temperature massime in generale aumento, punte fino a 17 gradi. Per domani, sabato 29 novembre, la Limet prevede velature al mattino e alla sera, mentre il cielo sarà sereno nelle ore centrali della giornata. Venti deboli di direzione variabile tendenti a divenire meridionali durante la seconda parte del pomeriggio, mare quasi calmo poco mosso e le temperature pressoché stazionarie o in calo nei valori minimi lungo le coste. Terminiamo con un cenno alla previsione per domenica 30 novembre, cielo nuvoloso, molto nuvoloso, piogge sparse ed occasionali rovesci nell'arco della giornata, saranno più intensi nel genovesato, venti moderati o forti settentrionali a ponente, orientali a levante, con temperature minime in aumento, massime in lieve diminuzione.